Ecco, siamo sempre supportati dai nostri ospiti Silvana Fanelli e Gianfranco Quaglio, stiamo parlando di beni, della mafia, delle infiltrazioni mafiose, della penetrazione sul territorio, siamo arrivati anche al discorso dei beni confiscati. Gianfranco Quaglio, poi chiedo anche l'intervento di Silvana Fanelli. A chi sono stati assegnati? Abbiamo anche un grafico che ci indica le percentuali, per lo più ai comuni, come diceva lei, però ci sono anche altre entità a cui sono stati assegnati questi beni, con la premessa che purtroppo pochissima percentuale è utilizzabile proprio per le procedure lunghissime di cui abbiamo fatto riferimento. Sì, è la tipologia del bene che abbiamo visto prima, no? Evidentemente ne stabilisce quasi la destinazione, no? Perché se noi abbiamo tanti appartamenti è evidente che il destinatario potrebbe essere le amministrazioni comunali per il riutilizzo di edilizia abitativa facilitata o così via, insomma. Però come si vede il ventaglio oppure la torta così come distribuisce dice chiaramente che l'entità e la tipologia degli spazi ne fanno di fatto diventare la destinazione. È chiaro che i comuni hanno il peso più grosso. Quando sono su comuni grandi probabilmente gli uffici tecnici e la parte amministrativa riesce a dare una risposta molto veloce anche nelle procedure. Immaginiamo i comuni piccoli che si trovano questo problema con situazioni, come dire, già difficoltose per quanto riguarda la gestione normale della cosa pubblica. Trovarsi questi problemi è evidentemente un grosso problema che si aggiunge già al problema, perché l'assegnazione in sé forse non è un grande problema, è la gestione poi che è un problema che magari potremmo anche vedere, perché, ripeto, la parola restituire alla comunità è una parola che deve essere riempita di contenuti, insomma. Infatti, segretaria Fanelli, restituire alla comunità, per esempio abbiamo 283 immobili in via di valutazione in tutta Italia da destinare all'accoglienza temporanea dei profughi ucraini, che sembrano costare bene, sono 283 eccetera, pronti, via, diamoli. Invece, come accennava anche il segretario, cosa dice che lei? Ci sono procedure belle lunghe, soprattutto poi anche chi si prende questo carico, ci devono essere le persone che possono in qualche modo assumersene la responsabilità. Guardi, è proprio così, nel senso che l'iter non è semplice, perché poi insomma dietro ci sono anche processi, ci sono insomma processi penali, quindi siamo sempre uno Stato di diritto e quindi, come dire, c'è una presunzione di innocenza. Poi l'iter è reso complicato dal fatto che ci sono stati degli interventi legislativi anche fortemente voluti dalla CGIL e sollecitati riguardo come dire, alle risorse umane dell'ente che gestisce l'Agenzia Nazionale che gestisce i beni confiscati, perché devono avere le persone a disposizione per questa gestione, vengono dati temporaneamente, c'è sempre un amministratore giudiziario che però deve avere la possibilità e gli strumenti e le risorse per fare una gestione attiva. E poi, come diceva giustamente prima il compagno di Rovigo, quando arrivano ai comuni, anche lì serve avere le competenze e in questo serve fare la formazione, serve costruire le strutture. Teniamo conto che nel nostro territorio ci sono da tempo, e quello che dicevamo all'inizio, le infiltrazioni, il radicamento, sempre ai noi più indagini, più beni confiscati, ma non c'è ancora una cultura diffusa anche nell'amministrazione pubblica di gestione e riutilizzo di questi beni. Quindi un lavoro che dobbiamo fare, che cerchiamo di fare con Libera, ma anche con Avviso Pubblico, che è un'altra associazione, l'associazione degli enti locali e delle regioni, che devono mettere in moto questo meccanismo virtuoso per restituire alla collettività. In molti comuni forse non c'è neanche la consapevolezza che ci sono delle
delle strutture sequestrate alla criminalità organizzata nel proprio territorio da poter riutilizzare. Bisogna accelerare, ma creando competenze e anche risorse umane che possano occuparsi di queste situazioni. Chiaro. Segretario, chiedo a lei, ci sono di questi beni confiscati, alcuni sono operativi, ci sono quei cosiddetti campi che vengono utilizzati, campi della legalità, abbiamo visto appunto delle slide a questo riguardo, che vengono attivati anche per far formazione, come diceva la segretaria, e anche per i più giovani, dove siete parte in causa anche voi. I campi della legalità noi li facciamo normalmente, facciamo che è una parola così, no? In realtà collaboriamo attorno al progetto di Libera, a volte anche con l'Arci, e lo scopo di questi campi è evidente quello di creare una cultura della legalità al mondo giovanile, no? Nel Veneto quest'anno si faranno 4 campi, uno a Padova con destinazione al bene comune, uno a Calalzo di Cadore, mafia, ambiente, sport tra le Dolomiti, questo anche la memoria del 21 fatta pochi giorni fa, quindi è un tempo quanto mai attuale. A Salzano, resistenze di ieri, resistenze di oggi, e a Badia Polesine Salviamo la Terra. Il campo Salviamo la Terra di Badia Polesine è quello che ci occupiamo direttamente. Tra l'altro in tempo di pandemia è stato l'unico campo aperto residenziale. Quindi è stato operativo, c'erano tanti problemi, noi abbiamo accolto la sfida e abbiamo aperto questo campo sia nel 2020 che nel 2021, e considerata l'esperienza che era una sfida anche per una zona così molto periferica, quest'anno verrà riproposta con 2 campi le ultime 2 settimane di luglio. Il tema di questo campo, Salviamo la Terra, che si ripete da 2 anni sostanzialmente, è perché i territori fragili non sono, come dire, una definizione, sono fragili sul serio. E quindi possono essere attaccati facilmente dalla mafia, e l'abbiamo visto perché se esiste un bene confiscato evidentemente è un territorio dove c'è insistenza, ma un territorio come il nostro, e sto parlando del Polesine, è interessato dal caporalato, che quindi è un problema serio, è interessato per fattori ambientali, perché da noi sono arrivati, e prima mi pare di aver visto una diretta, anche i risultati dei FAS della Miteni sono arrivati, perché viaggiano su falde, non viaggiano in aria, e quindi le falde arrivano sui terreni che portano verso il mare, e noi siamo arrivati. E sono interessati dai fumi, sono interessati dalla coimpo, dai sversamenti sui campi, cioè è un territorio che ha una sua fragilità in quanto marginale, in quanto poco popolato, ma che è un territorio molto molto interessante per chi intende esercitare delle situazioni malavitose. Quindi quando noi diciamo salvare la terra, da quello che il nome proprio Salvaterra si chiama, ma il titolo che diamo è un titolo che ha questo scopo, questa finalità. I rapporti con i ragazzi è una chiave per poter continuare a divulgare questa idea che abbiamo, che è un'idea poi dello SPI, insomma, voi sapete che sì, infatti, nell'articolo 1 dello Statuto, lo SPI ce l'ha nell'articolo 2, cambia poco, ma quando noi difendiamo la legalità e i territori, credo siamo in perfetta sintonia con la nostra azione. Ecco, c'era un messaggio che era arrivato prima che diceva un telespettatore, diceva perché non vengono venduti questi beni e perché il ricavato non si utilizza, eccolo qua. I beni confiscati dovrebbero essere venduti e il ricavato utilizzato per rimborsare le vittime della mafia. In realtà c'è un perché. Un altro messaggio che deriva da Matteo Toffanin, ucciso 30 anni fa alla Guizza a Padova, ancora oggi un delitto di mafia impunito. Prego. Ce lo ricordavano anche, lo ricordava Don Ciotti nella manifestazione nazionale, ma veniva ricordato anche a Pieve di Cadore da Marco Lombardo, dal referente di Libera Veneto, che
non tutte le vittime sono state ancora riconosciute, ci sono altre vittime che non sono ancora state riconosciute come vittime di mafia. Il riconoscimento non è solo per scusate il bisticcio di parole, riconoscimento economico, ma come dire, anche di giustizia sociale. E la maggioranza di queste vittime, pur essendoci in corso processi, essendoci chiusi, sono ancora senza, i colpevoli risultano impuniti. È un tema, come dire, importante. Le procedure di gestione dei beni prevedono anche che possano essere, come dire, venduti e la finalità del ricavato è sempre legata a una finalità sociale. Certo, si tende comunque a evitare che possano, certo, si tende però ad evitare che possano ritornare magari per altre vie di nuovo in mano alla mafia, per quello tante volte le vendite sono molto circostanziate. Allora siamo giunti al termine, io vi ringrazio Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto, e Gianfranco Quaglio, segretario organizzativo SPI CGIL di Rovigo, per aver affrontato questo tema. Avete visto anche i numeri telefonici, comunque chiamate lo SPI CGIL se siete interessati per fare queste esperienze, per avere ulteriori informazioni, per coinvolgere i ragazzi in questi campi della legalità che sono estremamente utili, informativi e formativi. Grazie a voi, grazie ai telespettatori di aver partecipato e averci seguito. La puntata la potete rivedere in replica come sempre sul nostro sito. Grazie.